Bella a tutti ragazzi, ben arrivati in un nuovo video del Spezzacciamercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a parlare di calciomercato. Andiamo a parlare di varie notizie di calciomercato che si divideranno, penso, tra oggi alle 8 di mezzogiorno e le 6. Poi può essere pure che porterò a mezzogiorno un contenuto diverso sul calciomercato. C'è un altro tipo di contenuto che non è riguardo il calciomercato. Vabbè, allora partiamo subito con varie notizie di calciomercato. Abbiamo una riguardante la Juventus. Ehm, In pratica la Juventus tramite intermediari gli è stata proposta Thiago Almada. Attualmente gioca nell'Atletico Madrid e per ora è solo un pensiero, è solo un sondaggio che i dirigenti dell'Atletico Madrid stanno facendo. Cioè no, scusate, no, quelli dell'Atletico Madrid, quelli della Juventus stanno facendo. Perché il principale obiettivo al momento è Federico Chiesa, che al momento deve, tra virgolette, esserci un'unità di intenti a prescindere dalla formula, cioè deve sia la Juventus che pensa di acquistarlo deve essere interessato anche il giocatore. La stessa cosa deve essere interessato anche il Liverpool per vedere se cedere il giocatore. E tutti quelli coinvolti nella operazione Chiesa-Juve devono essere d'accordo. Poi una notizia sull'Inter. Allora, l'Inter ha avviato i contatti con l'entourage di Mladenovic, però un, non è un nome per gennaio, per questo calciomercato di gennaio, ma è un nome per giugno, per il calciomercato estivo. Un'altra notizia sulla Juve, cioè quella su Santiago Castro, perché come alternativa di Chiesa e di Thiago Almada c'è Santiago Castro, che può piacere, il profilo può piacere a Spalletti e al momento sia Spalletti che i dirigenti della Juventus stanno pensando di acquistarlo oppure almeno di prenderlo in prestito con diritto. Poi abbiamo una notizia sul Manchester United. Allora, il Manchester United in questo momento, scusate se mi tocco gli occhi così perché sto dormendo, non ce la faccio proprio, e non ce la faccio manco a fare video, non so come ci sto riuscendo, ma vabbè. Stavo dicendo, il Manchester United in queste ore sta pensando di prendere come allenatore che sostituisce Ruben Amorim, che è stato esonerato, sta pensando di prendere Xavi Hernandez, ex allenatore del Barcellona ed ex anche giocatore del Barcellona, che se dovesse ottenere il posto da allenatore nel club inglese cercherebbe di ingaggiare il centrocampista del Barcellona, Fermín López, come primo obiettivo, come obiettivo prioritario. Poi l'Inter più che altro no sul calciomercato, ma che l'Inter, questo è per l'interissima, per Darmian e Diouf torneranno a disposizione dell'Inter per la partita di domenica che gioca contro il mio Napoli. Forza Napoli. Allora, se vedete che guardo qua è perché tengo tutte le notizie scritte qua. Vabbè. Poi un'altra notizia riguardante sempre un club di Serie A
cioè il Como che sta pensando di affondare il colpo Dobbik, però non è che lo sta cercando di affondare, ma sta valutando le condizioni di Dovbyk, le condizioni economiche, però al momento il Como è un po' anche indeciso sull'acquisto no, perché molto probabilmente saranno delle condizioni un po' troppo alte per i parametri, tra virgolette, per il budget che saranno imposti per l'acquisto di Dobbik. Poi abbiamo un altro paio di notizie e poi stoppiamo qui con il video. Allora, lo United visto che ehm, la scorsa estate Ruben Amorim ehm, ha fatto tanto per trattenere Bruno Fernandes allo United, ma ora con la cioè con l'addio di Ruben Amorim se ne andrà pure in estate. Se ne andrà pure in estate Bruno Fernandes. Poi il Nottingham Forest è interessato a Davide Frattesi dell'Inter, che al momento l'Inter e il Nottingham stanno dialogando. Il club milanese, il centrocampista lo valuta a circa 35 milioni di euro. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Ciao!